Sono esterrefatto. Con queste parole inizia la nota di replica del sindaco Luigi Brugnaro, indagato per concorso in corruzione insieme a Cerone Donadini. In cuor mio e in coscienza, si legge poi, so di aver sempre svolto e di continuare a svolgere l'incarico di sindaco come un servizio alla comunità, gratuitamente, anteponendo sempre gli interessi pubblici. Per entrare nel merito, l'ipotesi che io abbia potuto agire sui pili per portare dei vantaggi in termini di edificabilità e o varianti urbanistiche è totalmente infondata, come ho già avuto modo di spiegare dettagliatamente e pubblicamente più volte. Quella, come noto, è un'area già edificabile da prima della mia amministrazione e mai ho pensato, continua, né messo in atto alcuna azione amministrativa per un cambiamento delle cubature. Stessa cosa riguardo la vendita di Palazzo Papadopoli, che mi risulta alienato secondo una procedura trasparente dal punto di vista amministrativo. Ovviamente, conclude la nota di Brugnaro, sono e resto a disposizione della magistratura per chiarire tutte queste questioni. Sulla vicenda si è espresso anche il presidente di ANCI Veneto, mentre l'assessore comunale Laura Besio ha scritto un post in cui si dice fiduciosa nella magistratura e verso il primo cittadino. Porto la mia vicinanza all'amico sindaco Brugnaro, non so cosa sia successo e spero che in breve tempo venga fatta chiarezza e che possa continuare a svolgere il suo servizio per la città di Venezia. Ovviamente se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, però insomma non ho dubbi sul fatto che il Brugnaro sia una brava persona, quindi mi dispiace per quanto sta succedendo, porto la mia solidarietà e spero che venga fatta chiarezza quanto prima.